Il longevity coaching è Dimmi. il coaching per le persone con più di 50 anni e oggi la longevità è un'opportunità per molti, ma può essere limitata dall'ageismo. Professoressa Borella, di che cosa si tratta? Prima di parlare proprio di ageismo, che è un termine molto tecnico e forse anche non così conosciuto a tutti, parlerei più di stereotipi. Ed è proprio all'interno degli stereotipi che si inserisce l'ageism. È un'alterazione nei sentimenti, nelle credenze e quindi che ha una serie di conseguenze sui nostri comportamenti in risposta a come noi percepiamo un individuo o un gruppo di individui rispetto a una variabile, a un aspetto ben specifico, che è l'età. Ageism appunto è da age, età, quindi atteggiamento verso l'età, quindi verso le persone anziane. Un ageismo che quando viene esacerbato porta allo stigma solo perché ha una certa età, è over 60, over 70 e così via. E quindi mina a quel processo di cui si parlava prima, cioè alla longevità, a riuscire a vivere con qualità gli anni che abbiamo davanti a noi e in una prospettiva anche di speranza di vita che è sempre più importante. Ageismo, visione della persona anziana come inutile, non più utile, non essendo più produttiva, e questo porta a più stress, più ansia nella persona che sta affrontando dei cambiamenti legati all'avanzare dell'età, che si sente quindi incompetente, che non vede più il proprio ruolo sociale e va a confermare quindi quella serie di stereotipi che vedono la persona anziana come improduttiva, inutile, anche esteticamente non più piacevole. Questa visione errata, legata all'ageism, quindi all'avanzare dell'età, è in qualche modo alimentata da una visione basata ancora su un'idea di invecchiamento caratterizzato da un declino inesorabile di tutte le nostre abilità mentali, le nostre competenze emotive, sociali, lavorative. Ed è una semplificazione ed è legata quindi anche a un non avere una visione oggettiva di cosa comporta l'avanzare dell'età, e anche di cosa significa invecchiare. Quindi questo è sicuramente un aspetto da trattare per riuscire a promuovere quello che viene definito dall'OMS, l'invecchiamento attivo. Cosa significa invecchiare attivamente? Significa riuscire a rispondere in qualche modo a quelle che sono le richieste del mondo esterno, essere adattati al mondo esterno per poter mantenere la propria autonomia e anche i propri bisogni di autorealizzarsi e autodeterminarsi, che caratterizzano tutto l'arco della nostra vita. Noi iniziamo ad invecchiare quando nasciamo. E quindi l'invecchiamento non è legato a una fascia di età particolare, non riguarda gli over 60, ma riguarda appunto la nostra evoluzione, il nostro sviluppo. E già iniziando a parlare di invecchiamento come sviluppo, l'ageism in qualche modo viene a ridursi. Anche, ci sono anche delle modalità per combattere questo ageismo, questa visione così negativa ed errata che porta quindi a una serie di bias che dobbiamo in qualche modo superare per far sì che anche tutte le politiche, le pratiche che sono discriminatorie vengano in qualche modo annullate o quantomeno anche attenuate. E sono quindi delle politiche, delle pratiche che vadano a mettere in evidenza il valore della persona anziana, con tutta una serie di competenze, di abilità che si mantengono e che sono anche in alcuni casi
in alcune dimensioni superiori a quelle che caratterizzano invece il giovane adulto. Quindi che vadano a non confermare più una visione stereotipata. È quindi necessario portare avanti una cultura in questo senso dell'invecchiamento come un fenomeno estremamente complesso, ma che anche si caratterizza per delle potenzialità. Queste potenzialità sono legate ad esempio al fatto che invecchiando la nostra regolazione delle emozioni cambia, migliora, si privilegiano le emozioni positive, ad esempio, si privilegiano le relazioni di un certo tipo, cambiano le nostre modalità di approcciarci al mondo esterno che ci permettono anche di vivere meglio. Uno dei più importanti paradossi che caratterizza l'invecchiamento è quello del benessere. mh, e anche qui quando se ne parla si riscontrano poi delle reazioni stereotipate in chi ascolta questo stereotipo, che consiste nel valutare, nel vedere obiettivamente come la persona anziana percepisce, riporta un maggior benessere psicologico rispetto invece al giovane. E questo perché? Appunto perché ci sono una serie di acquisizioni e anche di circostanti e situazioni che la persona ha già affrontato e superato che le permettono, indipendentemente dalla presenza di patologie organiche, a dire di poter star bene. E perché vi dicevo che questo paradosso in qualche modo suscita sempre reazioni molto variegate? Perché l'invecchiamento molto spesso è associato alla demenza. L'invecchiare porta con sé quest'idea di malattia mentale, di depressione. L'invecchiare porta con sé l'idea della fragilità, dell'essere socialmente isolati, di non avere più interessi anche per le relazioni intime e quindi di essere anche persone influenzabili. E questo non è reale. Ovviamente c'è una grande variabilità tra gli individui, ma la persona anziana ha una serie di competenze che possono ancora essere, passatemi il termine, sfruttate, sia dalla persona stessa, ma anche dalla società, perché la persona anziana può contribuire alle politiche. E abbiamo l'esempio del nuovo presidente anche americano, non è giovane, fa parte di quelli che sono chiamati grandi anziani, eppure, come vedete, a qualsiasi età, quindi anche in età avanzate, si possono ricoprire dei ruoli socialmente prestigiosi per abbattere questa visione dell'ageism stereotipata, dell'invecchiamento come perdite, una visione che è errata. La persona anziana non è un peso. No? E un esempio per antonomasia di queste forme di abuso è il messaggio anche che è stato veicolato e che non tutti conoscono dai social e diffuso dai millennials, cioè la generazione dei giovanissimi, con l'hashtag Boomer Remover. No, in cui i boomer dal baby boom, cioè dal fatto che grazie al baby boom la popolazione oggi si sta caratterizzando per un'alta percentuale di persone over 60. Quindi in cui questo baby boom, queste persone del baby boom sono un peso, sono un peso da cui ci si può liberare grazie alla pandemia. Quindi rendiamoci conto quanto questa visione di ageism stereotipata, negativa, che in qualche modo interiorizziamo e che passiamo alla persona anziana che a sua volta anche l'interiorizza, andando poi anche a provocare un circolo che viene chiamato vizioso perché la persona anziana sentendosi parte di una società che non la riconosce e che la considera appunto come inesistente, diventa, si convince di non avere nessun tipo di possibilità di apprendere, di esistere. Ed è questo il compito che noi professionisti dobbiamo portare avanti. Quindi avanti una visione che oggettivamente permetta di capire, di realizzare come invecchiando ci
grazie ancora la capacità di apprendere, e quindi se apprendo riesco anche a contribuire a vari livelli, la possibilità anche di compensare eventuali difficoltà che caratterizzano l'avanzare dell'età. E quando vi parlo di compensazione vi vorrei anche sensibilizzare su un altro aspetto importante, cioè la presenza di plasticità, no, della capacità di cambiare che caratterizza ogni età, che caratterizza anche la persona anziana, anche la persona che può avere una patologia neurodegenerativa come la demenza, anche se in misura minore, e una plasticità che non è solo comportamentale, ma anche che è cerebrale. Nell'invecchiamento c'è neurogenesi, non c'è morte neurale come si pensa, tranne nelle patologie come la demenza. Però in generale non c'è questa morte neurale, c'è un'atrofia, ma che si può combattere. mh. Come? Appunto mettendosi sempre in gioco. E quand'è che ci si mette in gioco? Quando si è motivati, quando si pensa di poter fare ancora, di poter contribuire, quando anche chi ho di fronte mi dà un'immagine di me che in qualche modo mi rassicura nonostante i cambiamenti che io posso percepire.